Oh, avvio la live e partono i fuochi d'artificio. Porca la miseria. Va bene, va bene, va bene. Va bene anche così. Buonasera a tutti. Allora, Dolmen, che Good vuoi? morning, Sam. Buongiorno anche a lei. Allora, vediamo se si vede tutto correttamente. Departing Ok, tutto a facility. posto. Allora, Sam Porter Bridges, dove andiamo oggi? Allora, ne avevamo un po' di cose. Ex laboratorio, l'artista, il Bacca. Ok, vediamo se c'è dell'altro. Allora, qua c'è. Ah, ok, ok, ok. Non l'avevo ancora fatto, va bene. Allora, condividi il carico. Eh sì, questo ce lo prendiamo. Va benissimo così. Allora, giusto carico. Ok, e si va. Allora, da qui dobbiamo andare prima al Bocca, dobbiamo andare tutto di qua, da qui attraversare tutto questo e andarcene al centro logistico, usare tutto e andarci a fare la missione fuori. Allora, qua non c'è niente. Ci sono dei criptobionti qui e ce li prendiamo. Allora, signor Bacca è lì sopra. Possiamo correre un pochino. Piano. È arrivato fiume. Aglia. Grazie mille Lu. Grazie mille, gentilissimo. E di qua. Dai, togli. Togli. Ok. Sono a posto. Oh, Sam, attenti. Piano. Ok, allora. Ci abbiamo un bel po' di cosine per te e tu prendi un bel po' di punti. Good to see you again. Thanks for coming out. I'll go ahead and process your orders. Sei che è arrivato tutto perfetto stavolta. Ottimo. You gotta be kidding me. Did you actually... You managed to find this cargo for me? Più tutto I'm questo. speechless. Very good, manca l'ultima You've been there stella. for me more than a few times now. Ok. It's not much, but I want you to have this. Che cosa mi dai? I've upped your allocation of Ho material. perso l'oggetto e l'ho skippato? Due pacchi consegnati di altre persone. Ok. I want you to have this. I'm confident you'll
grow to like it Ok, too. che mi dai? Un ciondolo, porter. Ok. L'anima di un corriere sotto forma di accessorio che consente ai vari corrieri di entrare in contatto tra loro. Per qualche misterioso motivo, attaccando questo accessorio allo zaino è possibile vedere la posizione degli altri corrieri sulla mappa. Sì, This here's sì, a porter sì, accessory. sì, 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 sì. All the best porters love to Subito. accessorize, as I'm sure you know. When the man who delivers equipped this accessory and looked at his map, he was able to see the location of other porters in the same region. Other accessories confer different benefits, including some Ok. pretty strange ones, I hear. Only way to know for sure what one does is to test it out for yourself. Thanks for Allora, coming. Keep on keeping on, you hear me? Order completed. benissimo. Tu c'hai qualcosa? E dobbiamo andare lì. E dobbiamo andare lì. Ne possiamo prendere entrambi. Non ce la facciamo a portare tutto. Allora. Scarica un attimo a terra. Togli tutto. Togli. Togli. Mm, mm, mm. Vai, sì, 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 tanto ci dobbiamo spostare col mezzo. Questo metti qua. Disponi automaticamente il tutto. Ok, e adesso ce ne possiamo andare. Ok. Order accepted. Thank you. Allora, a questo punto. Grazie, devo mettere un po' di cartelli. Porca la puttana, mezzo saltino ho fatto. Cacci tua. Piano. Fatto perdere il massimo. Mi hanno passato il 5%, ma non fa niente. Allora, vediamo di passare qua in mezzo in tutta tranquillità. Piano piano, Sam. Piano piano, molto piano. Infatti mi conveniva tagliare di qua. Ok. C'è qualcos'altro, ma il bocca sta indietro, però il centro logistico più vicino. Questo qua mi prenderei. Se riusciamo a prendere pure questo in qualche modo. Piano piano, buono buono. Che pure questo. Ok. Allora, qua abbiamo un bel po' di roba.
Ok, vai Sans. Consegna, tagli tutto. Ok, ma andiamo prima dall'artista a sto punto. Bienvenido, Sam. Benvenuto anche a te. Ottimo, Hard to ottimo. believe one man carried all of this. All this stuff. Never thought it would get here. Since you've been so good to us, allow me to Fucile introduce you to d'assalto some nuovo, valuable data of ottimo. ours. Quando una capienza di munizioni maggiore, un caricatore più grande e una cadenza di tiro più elevata. Oltre a disporre di una torcia, il modello è dotato di un mirino a punto rosso e un lanciagranate a pallottole e mezze. Ha due modalità di fuoco, semiautomatica e automatica. E questo ci piace. Ottimo. Controllino che tutto stia andando. Ok. We're increasing the quantity of materials allocated for your use. E io ti ringrazio. Scusa se ti salto, signor Patapon. You're gonna love this new and improved version of the assault rifle. Its attached grenade launcher makes it a force to be reckoned with. Però se And muore it's versatile qualcuno... enough to use in pretty much any situation. It's yet another breakthrough that your hard work made possible. Thanks again for doing your part and continuing to back us up. Ok. Allora. Vediamo un po'. Accetta ordini. Urgente. Che cazzo di missione ha messo? L'urgente sarà pure col tempo limite. No, questa non lo possiamo fare adesso. Dobbiamo completare prima qua. Carico delicato per l'artista. Ok. E questa è la missione tattica che dobbiamo andare a fare. Quindi iniziamo a prenderci questa. Facciamo già pure il piano, visto che dobbiamo andare direttamente qua. Ok. A posto. Allora, 1, 2, 3. Vanno qua. Poi. Poi, Settonzo. Tutto bene, al momento sono da solo, sto aspettando Gianmarco che viene. Avevo un po' di tempo, mi sono detto, inizio a giocare un po' a Dead Stranding. Ci provo, ci sto riuscendo. Non so come, ma è possibile. Quindi io posso mettere questo qua, quindi vedo gli altri giocatori online finalmente. Benissimo, hai visto quanto sto contribuendo? Settone, sta andando tutto perfettamente. Tutto bene, stiamo facendo punti, stiamo prendendo altre risorse, tutto a posto, Settone. Non potevo chiedere compagni di gilda migliori. Ho appena fatto il livello 45. Ottimo, ottimo. Con l'aggiornamento 1.1 è pure uscita la modalità per prendersi un bel po' di risorse e quant'altro, quindi c'è possibilità di crescere un bel po' con i personaggi. Ok, questa è tutta roba poi da riportare indietro. Questo dopo, questo viene adesso e questo viene adesso. Allora, carica sul protomezzo. Aspetta, dobbiamo fare un attimo una cosa. Aspetta, fermi tutti. Onestamente sarò pazzo, ma non sto pullando per le due tipe. No, Settone, sei completamente impazzito. No, Settone. Allora, regola prima per giocare bene con Persona 5X. Prendi almeno una copia dei personaggi nuovi che escono. L'infermiera e i Yui che sono uscite sono fortissime. E se hai già preso un Joker, non ti preoccupare, con uno già va bene. Cerca sempre di prendere almeno uno dei personaggi di tutti i banner che escono, che soprattutto mo questi due, di solito ce n'è soltanto uno, ma un pochettino pragmatica la situazione, ma è fattibile.
Settone Morgana come healer è 2, per quanto fai crescere l'infermiera è 10. Aumento massimo dell'energia, più cure costanti per tutto il fight, elimina gli stati negativi, attacca anche discretamente bene. Morgana è buona, ma una volta che provi la dottoressa, Setto non ce n'è. Artista, questi qua li posiamo un attimo into the Armadiet. Sì, guarda, ti ho detto, il consiglio che ti posso dare, poi fai sempre come reputi meglio, però per godertelo appieno il gioco, ogni banner che esce, prendi almeno uno dei personaggi, se è possibile, ed è possibile farlo con le risorse in gioco. Tanti Joker e farlo salire subito a livello 10 ti fa andare molto più avanti, ma ti perdi gli altri personaggi. Sì, sì. Difatti io sto aspettando Gianmarco, perché tutte le risorse che ho preso in questi giorni non le ho toccate proprio, e mo cerco di fare le pullatine quando viene dopo, proprio per cercare di prendere almeno la dottoressa, perché il suo banner dura di meno rispetto a Yui, quindi ci mettiamo là, vediamo un attimino di fare qualcosa. Con Morgana mi ci sto trovando, ma metto la versione CN, provo la dottoressa e no, non è la stessa cosa. Pure io lo pensavo all'inizio, credimi. Ok, ci possiamo prendere pure questo, tanto noi dobbiamo tornare assolutamente di qua per sistemarci. Allora, andiamo a fare sta consegna all'artista. Tu ti metti l'infermiera, la dottoressa nel party e tutti i tuoi problemi sono finiti. Allora, noi dobbiamo andare lì sopra là. Ok. Allora, Sam, piano, cerchiamo di non rompere niente, che abbiamo pure i pacchi fragili. Carica la batteria. Dopo mi sono fatto J-Fight per il torneo. Devo solo sistemare un pochino i personaggi. Con questo gioco è assurdo di gameplay, non sto seguendo la storia per un cazzo, so che hanno pure licenziato quelli che hanno fatto i primi 2 palazzi. E gioco sto gioco su PC sembra un Persona, punto. Bello Settone. Se tu te lo prendi con comodità, è un Persona dei episodi gestito in maniera alquanto, mettiamola così, onesta. C'ha dei prezzi, c'ha delle cose che puoi pagare. Ci sono molti più banner pubblicitari rispetto alla versione CN, questo è vero, però una volta che chiudi non danno problemi. Questo è un personcino in formato light che tu ti metti là e ti giochi ogni tanto. E ogni tanto te lo aggiornano. Quindi va bene, a noi piace questo. Quindi. Perché no? E credimi, se tu quello che hai visto finora nella 1.1 non è niente se tu... Hanno fatto la live sul nuovo evento estivo che inizierà a breve sulla versione CN. C'è altra roba da giocare. Io già li ho utilizzati, ce li ho nel party, li ho presi dal banner, quindi ho tutti i miei personaggi. Si sbloccano anche i posti che puoi esplorare, ti dico solo sta cosa. Quindi tu un giorno vai in modalità mappa persona, modalità 5, poi switch in modalità 3, ti trovi nel centro commerciale, c'hai i personaggi nel party. Allora, se tu la vuoi la chicchetta che ti fa gasare senza gasarti e darti, cioè no, senza gasarti, perdonami, io ti voglio gasare senza darti eccessivi spoiler, allora posso risponderti pure a questo. Allora, tu hai visto che tutto Persona 5X ha come mood principale quello di Persona 5, quindi stile dei menu, animazioni, alcune cose durante i fight, è tutto basato su Persona 5. Ci siamo fino a qua, no? It's kind of you to drop by in this weather. Let's see how the orders are coming along. Però se io ti dicessi che i personaggi di Persona 3
hanno il loro stile grafico diverso che si va a mescolare con quello che sono i menu grafici dei fight, dei dialoghi e quant'altro, facendo apparire le cose come se stessi giocando a Persona 3 Reload. Tu cosa mi dici? Se tu cose viste con i miei occhi, non è che dici stai immaginando, no, ci ho giocato, ho visto. Tu sei lì, ti fai il fight, c'è il menu per Joker stile Persona 5, ti trovi con uno dei protagonisti del 3 e ti ritrovi con quei menu lì, come erano nel Reload. E non solo questo. Felt like fielding a bunch of orders for me, huh? Io poi mo vorrei dire, se tu allora, ma se hanno fatto questo evento crossover con modalità dedicate relativo a Persona 3 Reload, ma in futuro, visto che c'è il remake del 4 che è stato annunciato, è ufficiale, scusami, quindi in futuro un gioco di Persona free to play così, dove avremo personaggi del 5, più personaggi nuovi, più personaggi del 3, più personaggi del 4, tutti in un unico gioco. La cosa è che quando uscirà Persona 6 probabilmente li aggiungeranno, ma il fatto è che questo gioco si chiama Persona 5X, lo potevano solo chiamare Persona. Francescone, buonasera. No, Settone, Setto, è Atlus. Persona 5X finisce, se vende fa Persona 6X. Le basi, Setto. Senti, queste sono le basi del commercio. Perché farti il problema? Chiudi un free to play, un servizio, mettendo il tutto, riproponi lo stesso in un'ottica diversa, i personaggi già ce l'hai, li puoi rivendere e aggiungi altre cose e gli metti pure quello che serve. A posto. Ah, se tu, Francescone, se lo giocassi in maniera diversa ti divertiresti anche tu. Io sto aspettando già Mark che voglio pullare. Prima mi ha detto vengo tardi, poi mi ha detto vengo allo stesso orario, poi io ho detto io aspetto, io inizio a giocare con Dead Stranding. No, Francesco, questo schifo in un altro castello. Voto che Stop Destroying Video Games ha più di 1.3 milioni di firme, così non lo possono fare. Stavo seguendo la situazione un paio di giorni fa e guarda, non si dovrebbe manco parlare che persone che si mettono contro l'iniziativa, quindi già questo fa capire molte cose. Da che ci riusciamo a completare sta zona e posso continuare il gioco bello potenziato. Allora, mo possiamo scendere, però devo vedere se c'ho qualche ordine lei. Aspettate un attimo. Allora, sì, Villa Libre, e ci dobbiamo tornare qua, ci dobbiamo andare adesso, e questi sono gli strumenti che deve recuperare. Quindi questa la potremmo fare un attimo virtualmente, visto che ci siamo svuotati. Allora, facciamo così, recuperiamo questi oggetti a tema cactus, solo per la disinformazione che ha creato. Allora, già di solito a molte persone basta fare un po' di casino, poi su queste situazioni si fa il casino dove non si fa capire un cazzo e si fa anche peggio, e voilà, chi deve approfittarsene ha il piatto bello servito. Allora, facciamo, visto che non ci abbiamo niente, facciamo 2 scale, 2 chiodol, tutto in zaino. Vai Sam, andiamo a recuperare i pacchi. Allora, dovremmo andare di qua. Oh no, sta piovendo, porca la miseria. Guarda sti cazzo di pacchi dove sono. Stai attento che sta pure piovendo. Succede qualcosa, sono cazzi. Vai, vai. Vai. Mannaggia la cazzo di cronopioggia. No, Sam, non cadere, Sam. Non rusuliare per tutta la discesa.
tutta sta roba che riusciamo a prendere su tutti i punti extra. Allora, questa è la richiesta da completare per Villa Libre e ce lo prendiamo. Poi vai, vai Sam. Saperlo, qualche spray per le casse me lo prendevo. Sam, occhio che se cadi qua facciamo il casotto, Questo abbiamo preso, qua non c'è nient'altro. C'è quell'altro lì. Ah, ok, per fortuna ha finito di piovere. Una botta di culo ogni tanto ci vuole. Allora, 3. Ne serve un altro. Ne serve un altro. Dove essere altro? Sam, occhio qua che ci facciamo male, Allora, Sam. Mettiamo una scalina. Ecco qua. A posto, problema risolto. Allora, noi siamo nell'area di missione. No, siamo proprio al limite, quindi se non è qua è su giustamente. Andiamo a vedere sopra dov'è. Vai Sam. Allora, alla ricerca del pacco perduto. E se non è giù, è su. Sam, non fare lo stronzolo. Ce ne deve essere un altro qua da qualche parte. Io ne ho solo 3. 1, 2 e 3. C'è il quarto da qualche parte. Non vorrei che è caduto nel fiume e se l'è portato giù. Oh, aspetta. Ho visto il simbolo di un pacco. Fermi. Oh, eccolo là. Ok, è lì sopra. A posto. Ok. Tento Sams. No, Sam, sei un deficiente. Sam, perché non hai preso le scale, Sam, che hai combinato? Sam, no, un casino, bordello. Sì, col cazzo, mo. Aspetta. Sam, esci da qua. T'ho messo pure le scale, Sam. Sam, perché mi fai questi danni, porca la miseria? Questa mi manna a paperissima direttamente. Ma sei proprio scivolato sulla scala. Allora, riproviamoci. Ho recuperato tutto, no? Ok. Tranne la mia dignità che se n'è andata dopo sta caduta. Sam, un'altra volta. Allora, Sam, ecco, sulla scala. Ok. Ok. Allora, era qui sopra.
Vai. Vai Sam, non mollare. Vai Sam. Ok. Ok, sto vedendo un attimo l'ora, penso che Gianmarco allora a questo punto dovrebbe arrivare a breve. Come cazzo ha fatto a perdere sto pacco qui sopra? È un mistero. L'importante è che noi l'abbiamo recuperato. Okay. You've Ma recovered dobbiamo everything then? tornare di là. Great. Let's get it delivered. Però. Ci diamo pure una mano a scendere a chi è arrivato qui sopra. Ok. Con la corda dovremmo farcela ad arrivare almeno giù. Piano. Ok. Posto così. Not bad. Not bad. Not bad. Però ma dobbiamo vedere come trovare il modo di passare di là. Vediamo se con l'altra scala fatta. No, perché scende giù. No, dobbiamo scendere noi in qualche modo. Dobbiamo scendere almeno qui e Sam piano. Va bene, mettiamola così. Così. Ok, preso tutto. Abbiamo preso un po' di danni con i pacchi, però almeno abbiamo completato un'altra missione. Ok. Mi sembra che tanto c'è l'esoscheletro a posto. Dolmen ci ha dato dei mi piace, va bene così. Ah, aspetta, poi io non ho provato la cosa. Tu vedi i giocatori sulla mappa. Ehi, che si è fatto buio così all'improvviso? Ha ricominciato a piovere, a posto. Vabbè, meglio qua che mentre eravamo ancora giù. Ma allora, una cosa prima di andare, oggi sono andato in ospedale e ho fatto le risonanze magnetiche. Già ti hanno detto qualcosa, se tu? Ah, ok, il 16. Oh, comunque 3 giorni non è tantissimo, dai. Tu appena sai qualcosa fammi sapere in qualunque momento, non ti preoccupare. Well, look who's here. I'll get right to it and process your orders. Immagino, però vabbè dai, alla fine non ci hai messo tanto per fare tutto. Tra 3 giorni ti danno pure i Is there anything you risultati. can't do? Molto meglio così. You've done so much for me. Help me make such progress in Viola my e work. verde Maybe cartello. I can return the Va favor with bene. this. You can use more of my materials Un if po' you di like. farmo e un altro po' di tutto. Vai a riposare, se tu ci sentiamo in questi giorni, non ti preoccupare.
Buon riposo. Tanto mo ste sere di sicuro sono più libero e dovrei fare live tutte le sere senza problemi. No, se tu pure io sono stato occupato con il programma, con il negozio e quant'altro. Io settimana scorsa qualche live l'ho saltata. Ma dovrebbero rientrare un attimo le cose. Vediamo un pochettino e ci ritroviamo senza problemi. Mo riposati e ci sentiamo in questi giorni quando ci riusciamo. Tanto i numeri ce li abbiamo, stai tranquillo. Attendo tue. Ok, grazie mille signorina, gentilissima. Allora a sto punto ci dobbiamo prendere tutti e due. Poi signor Quello, buona sedia anche a lei. Allora, tanto dobbiamo solo scendere a valle. Ci iniziamo a prendere tutto questo. Questo aspetta un momento che a questo punto tu quanto costi? 50. Così si vedono meglio i nemici. No, 6 ore se iniziava alle 4. Non ce l'ho fatta iniziare alle 4, ho iniziato alle 9 meno 10. Quindi proprio oggi 6 ore no. In futuro si valutano proposte, idee e suggerimenti. C'è il tempo di ricarica. Ok, mettiamo 2 di questi. Partenza. Ma quello come sempre tu sbagli alcune tempistiche. Settone se ne stava andando adesso. Però comunque la tua gentilezza è innegabile. Allora, non ci sono pacchi privati. Ci conviene tornare prima giù e ci facciamo una bella missione spara spara. Questo ci togliamo l'accampamento lì da mezzo. Allora. Ce li prendiamo. Ah, ecco, lo sapevo. Mamma che bot che ho preso. Si è rotto tutto. Si è rotto ogni singola cosa. Fermi. Dobbiamo ritornare su. Massimo 6 ore. Allora, ordini. Rigenera il carico. In giù una botta ho preso, si è rotto tutto. Buonasera Pierluigi. No, Gianmarco non c'è ancora, dovrebbe arrivare dopo. Pioggia di merda. Vai Sam, vai. Vai così, ok. Era ingolfato un attimino in mezzo. Allora, vediamo se c'è di dash, andiamo con molta calma. Allora. Il settore è riuscito a fare giusto un passaggio, poi andava a riposare, ma ritornerà più forte di prima. Allora, questi qua ricicla perché a questo punto non servono a una beniamata mazza. Questi ce li riprendiamo. E qua va bene così. Poi abbiamo un buco. Okay, questi sono quelli che dobbiamo portare là, tutto a posto. Li abbiamo lasciati giù. Questi ce li ha ricreati. Ok, Sam, possiamo andare senza che prendiamo un bot, mi raccomando. Sta venendo anche la super tempesta, quindi va bene. Così allora, Sam piano, molto piano, sulla strada diritta. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ok, così con tranquillità. Bravissimo Sam. Bravo.
Allora, nel frattempo sono riuscito a prendere un altro paio di potenziamenti dalle 9 che ho iniziato, qualche arma nuova e quant'altro, e mi hanno dato un bel fucile d'assalto di livello 2 con lanciagranate incorporato, e c'è una missione qui di andare a sconfiggere dei briganti qui vicino. Quindi direi quale migliore occasione per provarlo? Buonissima, ma è abbastanza legata alla squadra. Io ancora devo riuscire a sbloccare niente, ma mi sto completando ancora le ultime zone, ma sto quasi per fare tutte 5 stelle pure qui. Una volta fatto questo si torna nella zona nuova, e credo che lì si sbloccano i veicoli un attimino più grossi. Andiamo, ci facciamo un bel piano. Iniziamo a mettere tutta sta roba qui. No, questa già è nell'armadietto privato. Mettiamo tutta sta roba che al momento abbiamo da consegnare nell'armadietto privato. Questa è tutta roba che avevo prima. Ci prepariamo per la guerra. Allora, facciamo. Anzi no, certo ordini. Questa la dobbiamo prendere dopo per tornare dall'altro lato, e questa la dobbiamo fare adesso. Sconfiggi ex membro del personale di C1 presso la base di banditi a nord del centro logistico C1 Sud. Allora, facciamo un po' di attrezzatura. Facciamo 1, 2, 4 fucili d'assalto, fucili a pompa, due pistole mitragliatrici, e va bene così. Veicolo grosso porta molto, ma perde maneggevolezza. Prima dovessi farci le strade apposite. Sì, ma quello è una cosa che faremo nella seconda zona. Io mo sono tornato nella prima, qui non ci sono proprio le autostrade da fare. Però mi sono detto, vuoi vedere che ci sono dei potenziamenti belli grossi nella prima zona? E difatti già il fucile d'assalto livello 2 l'ho preso qui. Un attimo solo che vado ad aprire a Gianmarco. Ok. Allora, no, lascialo fuori. No, lo faccio infine, e quello lascio fuori, scusami. Quello ti difendo sempre quando dice bloccalo, mo. Poi pure tu. Scusami. Tanto a me la voce se ne sta continuando ad andare sempre più. Allora, i banditos sono qua in mezzo. Quindi noi da qui usciamo con calma in disinvoltura da qui. Mettiamo il protomezzo qui, così poi ci andiamo a prendere tutte le risorse in zona col mezzo e ci possiamo prendere un sacco di cose. Allora, vediamo un attimo. Via. Infatti è stata una scelta sofferta, non più di tanto, perché io pure il primo ho sempre fatto così, nonostante ci fosse tantissimo e c'è ancora tantissimo da sbloccare avanti. Completare gli avamposti e portarli subito a 5 stelle permette di giocare con attrezzatura molto più forte già dall'inizio, perdendo un po' di tempo. Ora ci completiamo ste zone, le portiamo tutte a 5 e ci concentriamo sulla mappa principale. Allora lasciamo il protomezzo qui. Bastardo quello che ha detto lascialo fuori. Poi vedi, non gli ho neanche dovuto dire niente, lui già ha letto e già sa. Pezzo di merda. Allora, fucile d'assalto livello 2 con lanciagranate incluso. Più colpi, più danno,
palle, quello Più tu inizia a botte. finire le scuole dell'obbligo, poi forse avrai Poi dopo diritto se di ne parola. parla. Ti ho detto, io ti difendo pure quando Gianmarco poi dice blocco, va, la prossima volta gli devo dare ragione. Ah, Carissimo Gian, grazie per essere passato da Pierluigi e quello ha esordito con un allora. buonasera a tutti quanti, ragazzi. E se quello dice allora, so cazzi. Allora. Oh papà, Oi papà, buonasera. bonsoir. Piano piano, Sam, vai piano che qui ci sono i nemici. Noi dobbiamo abbattere solo il capitano. Ok, con l'aggiornamento nuovo riusciamo a vedere pure meglio dove stanno i nemici. Eccoli qua. Io c'ho un altro chiodo d'arrampicata. Facciamogli l'assalto in un certo modo. Allora, vado qua. Vai Sam, scendi, scendi. Prima che ti vedo. Domanda, non converrebbe lasciarsi tutto il peso dietro e combattere leggero? No, no, queste sono tutte armi, perché non so quanto o quanti nemici sono che poi iniziano ad assaltarti quando ti sentono. Quindi le armi al momento le uso, poi le lascio a terra o le lascio a qualcuno. E c'ho tutto lo spazio per prendermi le cose. Papa comunque dice che oggi è una bella giornata perché ha ricevuto un paio di trinciate e non erano di nuovo. Va bene, Papa, già questa è una cosa nuova, all'improvviso appaiono. va molto bene. A posto. Spero che la forma e il contenuto siano state di tuo gradimento, così hai goduto ancora di più. Oh, aspetta Giovanni, aspetta Giovanni. Pistola silenziata. Ok. Poi silenziata e ti vedono tutti, questo è un altro discorso. Sì, è molto più forte questo, ottimo. Oh, ehi. Ok, stanno di fronte. Ok, no. Signor Gianmoc, si stia attento, il tempo in cui avrò un veicolo a motore breve le vengo sotto casa. Quello tu devi vedere se non ti schiatti nel guardrail nel treno, conoscendoti sei un soggetto a rischio, diciamo. Però va bene, io ti aspetto. Ok. Vai Sam, Zico Zago, Sam. Vai Sam. Ottimo Sam. Sam, le stiamo un attimo prendendo da vari fattori. Però vieni qua dietro, esci fuori. No, vieni tu. Vieni tu qua. Dai, devi solo salire. Ok, se no non si tolgono dal mezzo. Non è che c'è sto cazzo di fiume nel mezzo e quello sta usando una torretta. Allora, ok, facciamo così. Sam, non ti far fregare, pensa solo a passare. Vai Sam, già sei caduto prima in acqua. Non ha preso la scala e scivolato, si è ritrovato lui nel fiume con tutti i pacchi eccetera. Sì. Mi stanno scendendo dunque. Allora potresti farlo anche ora a questo punto. Sei stato sicuramente, scusate se la salute si fanno assolutamente.
parlato, solamente io ve le mando in lista, non ho visto che sono, faccio anche io, va avanti, preoccupare. Vabbè, buono, buono, Ok. molto bene. Scritte in chat, una meraviglia, io ho tutti i temi purtroppo in palle, però vabbè. Sono scelte di vita, Giamma, No, purtroppo capita. che sono C'è chi è fortunato e chi ha le Eh. tette e chi ha i peni. Oh, quanto. Capita, Una Giamma. vita veramente ignobile. Ehi, ehi. Ah, ok, ecco là il capitano che ci serve, ok. Allora, però intanto liberiamo tutto l'avamposto così. Fammi questo attento. Ok, tu vai giù. Il capitano è lì, nemici non ce ne sono più. Cosa devo controllare? Chiede Papa. Ok, fatto. Richiesta di mio gradimento più che altro essendo aspettato visto che sto parlando ah, ok, ok, pensavo mi ero perso io qualche passaggio. L'individuo in questione sia privo di sorprese. Ah, cosa? A Papa piacciono le sorprese, scusami. Poi ci sono sorprese e sorprese, attenzione. Pure la sorpresa che qua è tutto rosso e non posso passare. Allora, ripassiamo di qua dove siamo andati prima. Ce la dovremmo fare con la stamina. Vai Sam. Vai Sam. Vai. Allora. Ok, siamo tornati in vita. Allora. Adesso gli possiamo prendere ogni singola cosa. Ceramica. Subito. Ci prendiamo tutta la roba da qui. Puoi lootare i nemici. Sì, qualcosa hanno fatto cadere. Però mi conviene andare a vedere prima di tutto nel box qui grosso se hanno qualche pacco o altro. È aumentato un bel po'. Top. Allora, la cassettina, eccola qua. Allora, se la cariamo, cosa c'è dentro? Allora, questi due qua, uno per il Bocca e uno per l'ex laboratorio dove già dobbiamo andare, quindi possiamo farci il caricone grosso. Come oggetti che c'hanno... Sì, però non ce li possiamo portare dall'altro lato in Australia, ok. Però possiamo farci le basi negli avamposti per costruire le cose. A sto punto ci prendiamo 400 di questo, 50 di questo, 40 di questo e questi qua. Ok, fatto. Ok, come bottino di guerra va bene così. Allora, mo torniamo indietro così andiamo all'avamposto e completiamo pure la missione. Sam, aspetta, non cadere adesso che è finito. Quando sono in merda, loro sono in una relazione poliamorosa, quindi lui lo sa. Ah, quindi nessun problema, ok, ok. Se sono organizzati in una relazione così e non è stato un problema che tu abbia ricevuto sta foto, tanto meglio, non hai creato problemi, non hai fatto casini. Contenti tutti e vissero tutti felici e contenti. A posto. Allora, il voto mezzo, dove ho messo il voto mezzo? Il voto mezzo io l'ho messo a ponente e io sto andando da tutt'altra parte. Ok, quindi di là, però a questo punto
Vediamo se c'è qualche altro pacchettino di qua. Non mi permetterei mai. È contro il... Bravo, bravo. Questa è la cosa importante. Era un test per vedere come rispondevi e ti sei comportato da uomo. Se una ragazza, per quanto carina, vi manda tette ma è fidanzato o altro, dite no. Se volete vedere tette, ci sono altre fonti. Se ti ha mandato ancora già più. una foto delle tette, come fai a dire no? Se Scusami. tu sai che è fidanzata, ti piange il cuore, dici però c'ho una ragazza che mi manda le tette. Però se è fidanzata non vi mettete in casini Eccolo, bravo in un Francesco. certo modo. Salvare foto per Salvate, forza. salvate la foto, poi un giorno potete avere una denuncia da sta persona, perché ci sono persone che dopo anni si ricordano queste cose e potrebbe dire sta persona c'ha una foto nel mio telefono, quindi persone così evitatele. Poi relazioni poliamorose, Una se non è il vendetta problema. finale. Sì, ci sono persone che se le segnano per anni certe cose, quindi lasciate perdere. No, Francesco penso intendesse che c'ha una pennetta piena di foto. Vabbè. Da simil personaggio non ci aspettavamo risposta migliore. Io lo trasto, quindi Francesco per me benissimo. Effettivamente è vero. Buonasera Francesco, la base, perché noi rispondiamo No, direttamente. c'era pure prima, Ah, lei non l'avevo visto. c'era pure prima. È apparso all'improvviso. Stanno insieme da tipo 7 anni e allora è un po' zocco. No, hanno una relazione poliamorosa, quindi... Ah, sono pure... Sì, l'ha scritto, l'ha scritto prima. Allora papà, se io proprio non ci sta, Quindi, tutto a posto. Più che altro ci sarei rimasto male se una ragazza che aveva 7 No, è anni proprio per andava alle questo, tette a proprio per questo ha detto pure il ragazzo, lo sa. allora, Quindi... vabbè, allora se non c'è problema. Poli? No, non poli, quel poli. Chi è papa per dire di no un paio di tette, allora, cioè... Ah, pure lui ha altre parti. Allora ragazzi, allora. problemi non ce ne sono. Il mio consiglio era solo per ragazze fidanzate che vi possono importunare in un certo modo, lasciatele perdere. Il buon Poli, la persona di cui ho parlato, lo streamer, ha avuto una figlia e l'ha chiamata Agnese. Poi già hanno iniziato a dire speriamo che Dario non si confonda, speriamo che non ti la scambi strani. Quindi auguri a Papa. Auguri. Papa Poli. Sì. È vero cazzo, perché lui fa... è veramente brutta. Però Allora, ragazzi, il cognome è quello che è. Non ci si può fare molto. facciamo ste consegne, ci organizziamo. Passato pure il settone prima e gli ho detto che ti aspettavo perché ci sono delle cose da prendere. Sì. Non lo dire che poi se ne va. Non lo dire. No, già l'ho detto. Tu sai che cazzo metti piazza? No, è la bottiglia d'acqua era. È perché ti ho lasciato un ricordino, capi? Ok. Infatti io sto altri 20 secondi perché, ma puoi rimanere, sei tu che te ne vai. Perché te ne vai? Resta con noi, non ci lasciare. Francesco, io ti voglio bene. Allora, scendiamo nella saletta. Francesco resta con noi. Ti voglio bene anche io, Giammo. Anche lui mi vuole bene. Allora, Grazie. Sam, alzati che è mattina. Purtroppo odio Persona 5. Ah, cioè hai più odio che per quel gioco che amore per me. Vabbè, cercherò di farti cambiare, Francesco. Ci proverò. Sei malfidente e malpensante, però va bene, sono scelte, sono gusti. Anche in comune tra due parti però ragazzi un sacco di vanno adesso non mi piace. Esattamente. Se poi ti piacevano tutte e due, papa, stavi a posto. Cioè, Una botte di ferro, sì, avevi direttamente. risolto tutti i problemi, nessuno si prendeva colla. Allora, minchia, 2260 cristalli chirali in totale, 10 presi adesso. Vai, alza quel pollice. Ecco qua. Io lo odio per questa cosa. Allora, Cazzo. salviamo per sicurezza. Allora, datemi giusto il tempo che Sì. stacco la live e riattacco il computer in maniera normale.
Facciamo un po' di persone che devo fare ste pullatine quanto prima. Poi dovrebbe essere uscita la seconda puntata di qualcuno che è morto in estate. Così capiamo un attimo la E questione. mo nel frattempo ci organizziamo, quindi 5-10 minuti e torniamo, Ciao ragazzi. Francesco, ci sentiamo presto. A tra poco.